La determinazione di due squadre che si affrontano per inseguire il sogno Serie D, la passione di due tifoserie che stanno dimostrando attaccamento verso i propri colori. C'è chi ha dovuto fare 50 km per esserci, chi addirittura il doppio, c'è chi abita a pochi passi dallo stadio, chi segue la partita da lontano con il cuore legato alla propria terra e alle proprie origini, e l'emozione di 90 minuti o forse molto di più, perché oggi non è da dentro fuori ma è decisamente una partita che può indirizzare le sorti del campionato. Questa è Nissa contro Pro Favara, 19ª giornata del girone A del campionato di eccellenza siciliana. Amici di Sportissimi, buon pomeriggio da parte di Nicolò Ciluffe, benvenuti allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta. Le due formazioni, Nissa che si schiera con un 4-3-3 e l'Esa in porta, terzino destro Rossi, i due centrali sono Neri e Barrera, Scaletta il terzino di sinistra, Privitera capitano con la maglia numero 4 in mezzo al campo. Le due mezzale sono Pagano e Esposito, lì davanti il tridente formato da Semenzin, Agudiac e Gueye. Risponde il Favara di Catalano Specchio con un 4-3-3, Scuffia in porta, linea di difesa 4 composta da Di Bella, Marino, Bontempo e Pizzini, il player Bossa a centrocampo al suo fianco, D'Amico e Lupo, lì davanti Ficarotta, Retucci e Lucarelli. L'arbitro è Giuseppe Matranga della sezione di Palermo, coadiuvato dai due assistenti Lorenzo Poma di Trapani e Antonio. La diretta sul canale YouTube di Sportissimi, calcio di inizio. L'omaggio anche a Yannick Sinner prima di questa partita, vittorioso nell'Australian Open, per la prima volta un italiano ad ottenere un traguardo così importante. Favara che va sotto il settore dedicato ai propri tifosi per prendersi l'abbraccio, la carica prima di questa, se non tutto. Va sotto i suoi tifosi, prendersi l'abbraccio e la carica. Prima del fischio di inizio un minuto di raccoglimento per Gigi Riva. Questo è l'omaggio del Nissa Caltanissetta. Prova ad andare sulla sinistra Gueye. Era scivolato fuori il pallone, quindi rimessa con le mani per il Favara. Oggi in programma alle ore 15 Don Carlo Misilmeri contro Geraci, Castelvetrano Aspra, Oratori San Ciro e Giorgio contro Fulgatore, Mazzara 46 Accademia Trapani e poi Super Giovane Castelbuono contro Mazzara, squadra di Bognanni che è reduce dal KO in finale di Coppa Italia Eccellenza contro il Paternò per 0-2. Il palleggio della Nissa con Neri. Cerca di andare lungo per la spizzata, passa il pallone Gueye, punta e calcia, la Nissa avanti, dopo appena 1 minuto e 13 secondi, si sblocca il puntello che ha battuto Scuffia, Simo davanti all'estremo difensore avversario e quindi 1-0 dopo appena 2 minuti di partita, la sblocca il 10.
meglio la Nissa davanti al suo pubblico. Retucci, Favara che poi torna in scivolata, non c'è nulla secondo il direttore di gara, quindi si gioca messa dentro per Ficarotta che è un po' in ritardo. Sta cercando di reagire immediatamente la formazione di Catalano. Dopo la doccia fredda dell'1-0 firmato Gueye, dopo appena 1:13 di partita, recupera la Nissa con Esposito che porta palla a campo adesso per far male la formazione di Terranova. Un po' impreciso qui Esposito. Calcio di punizione per il Favara. Sono volati via i primi 5 minuti di partita. C'è tanto entusiasmo qui a Caltanissetta, presente in tribuna anche il presidente Luca Giovannone, che nel prepartita ha fatto un giro di campo per salutare i suoi tifosi. Ficarotta prova ad andare via sul piede destro, Ficarotta finta, mette dentro, deviazione, è primo calcio d'angolo della partita per il Favara. Ficarotta dalla bandierina sul primo palo, buco della difesa, riesce a tenerla in campo in qualche modo Marino che poi la mette dentro. Come sta funzionando? Dal basso il Favara. Sto cercando di capire perché. Però funziona. Si fa vedere D'Amico nel cerchio di centrocampo. Palla sbagliata qui da parte del 7. Raccoglie Elesai. Buon tempo. Possesso del pallone in questa prima parte della partita in favore del Favara, nonostante il gol del vantaggio trovato dalla Nissa. Cerca di spingere Di Bella, poi Ficarotta, crossa per Retucci, palo e poi salva sulla linea Elesai. Occasionissima per il Favara con Retucci, poi ancora Favara dentro l'area di rigore, messa dentro per Retucci ancora, Elesai sul primo palo chiude, doppia palla gol per il pareggio del Favara. Ha provato 2 volte Retucci, ha detto di no altrettante Elesai, portiere classe 1996. Che ha difeso la porta dell'Agregas lo scorso anno, annata conclusasi con l'approdo in Serie D, portiere cresciuto nelle giovanili della Juventus, già fatto vedere in questa partita di che pasta è fatto.
buon tempo, Lucarelli prova ad infilarsi d'amico fra le linee, Lucarelli cambia gioco, palla sbagliata però per Ficarotta che non può arrivare e quindi rimessa con le mani per la Nissa di Terranova. C'è Privitera, disponibili nella Nissa Faraoni, Baio e Mannino. La giocata da parte di Semenzin che è finito giù e dunque calcio di punizione per la Nissa quando siamo nel 10° minuto di partita. Un grande approccio della formazione di Terranova, poi il Favara ha cercato di riprendere il controllo della partita, doppia chance per Retucci, neutralizzata da Elesai. Sul punto di battuta c'è Santo Privitera, mette dentro, troppo corto il suo traversone, mette fuori la difesa del Favara. Privitera, cross bello, scuffia, la chiama. Poi cerca di far ripartire immediatamente il Favara, palla lunga per Ficarotta, troppo lunga, Lesai ci mette un piede, Privitera. Sbagliato l'appoggio di Semenzin. Ancora il 7 per Agudiak. Controllo la squadra di Terranova, 6 i punti di distacco in classifica tra le due formazioni, a 52 la Nissa, a 46 il Favara prima di questa partita. Posizione Retucci, alla meglio la difesa della Nissa, ricomincia da capo con Elesai, accenno di pressione del 9, Elesai è costretto ad andare profondo dalle parti però di nessun compagno. Ficarotta con un tocco si accentra la sua zona di campo, poi sbaglia completamente il passaggio per Retucci. Qualche errore in questa fase della partita, lungo anche il pallone per Gueye, che sta decidendo fin qui la partita. Freddissimo il numero 10 nel secondo minuto di partita. Colto la disattenzione della difesa del Favara. Ficarotta cerca spazio, è chiuso da 3 maglie della Nissa. È bravissimo Semenzin, cerca di infiammare la tribuna con una giocata. Gudiak, spizzata per Gueye, ha commesso fallo il numero 10, calcio di punizione per il Favara. Terranova nel prepartita ha dichiarato che la sua squadra deve cercare di alzare l'asticella e che oggi ha l'1% in più di arrivare prima in classifica rispetto al Favara. È chiaro che molto di questa percentuale dipenderà anche dal risultato di quest'oggi. Il
tackle in scivolata da parte di Pietro Marino. Qualche protesta da parte del pubblico, è tutto buono secondo l'arbitro, quindi possesso Favara. Retucci cerca di far salire i suoi compagni, poi Bossa perde un brutto pallone con il Semenzin. Gueye, D'Amico esce dal traffico con un bel passaggio. Lucarelli, sovrapposizione non premiata, messo dentro, è scivolato però Retucci, quindi Bossa prova a mettere un po' di ordine il capitano del Favara, e poi il tiro da lontanissimo di D'Amico che va ben distante dalla porta della Nissa. D'Amico che arriva dal Città di Gela, squadra che milita nel girone B di eccellenza. 2 presenze in Serie A nella stagione 2008-2009 con la maglia del Catania. Ha provato a cercare lo specchio dalla distanza. Privitera va lungo troppo. Agudiak che era venuto incontro, era scappato invece Gueye alle spalle della difesa del Favara. Retucci ne ha una addosso e quindi è costretto allo scarico. Buon tempo, sventagliata a cercare Ficarotta. Eccolo il 10, beccato dai fischi del pubblico della Nissa. Agudiak sponda, Scaletta, perde un brutto pallone la difesa della Nissa, cerca subito l'imbucata d'Amico, palla che però non giunge tra i piedi di Lucarelli, quindi Bossa. Ancora il capitano chiama palla a Ficarotta, eccola la palla per lui un po' corta. Privitera, scambio con Pagano, viene sempre incontro a prendersi questa palla il capitano della Nissa. Gueye prova l'imbucata, è buona per Agudiak che con l'esterno va ben distante dalla porta di Scuffia. Ci ha provato il numero 9, classe 1984 della Nissa, dopo il filtrante di Gueye. Bravo a creare superiorità numerica e poi a servire il suo compagno di reparto. In questo momento di fatto la Nissa gioca con 2 attaccanti, Agudiak e Gueye. Ha arretrato il suo baricentro Semenzin nella linea dei centrocampisti. Ficarotta, Di Bella, Ficarotta, Vizzini, Lucarelli, si getta nello spazio Vizzini dentro l'area, palla messa a mezzo per Retucci che firma il gol del pareggio. 1-1 al minuto 19. Retucci, esultanza sotto lo spicchio dei tifosi del Favara per il numero 9 che ha colto al bacio il pallone messo dentro da Vizzini. E il gol numero 6 in campionato del classe 2000, Mattia Retucci che firma il pareggio e gela il Tomaselli.
È stato bravo Vizzini ad inserirsi, bravo anche Lucarelli a vedere il taglio del suo terzino. E bravo soprattutto Retucci a farsi trovare pronto al posto giusto, al momento giusto, il numero 9. L'iniziale gol di vantaggio di Gueye ha risposto quindi il Favara, che aveva prodotto diverse occasioni da rete fin qui, 2 in particolare proprio con Retucci. Bravo ad opporsi Elesai, stavolta non ha potuto far nulla l'estremo difensore della Nissa. Elesai, lungo a Gudiak, Privitera di prima, la Nissa. C'è Esposito che va via, torna però su di lui Di Bella. Esposito calibra il cross deviato, quindi Retucci prima di Privitera. Bossa, molto traffico in questa zona del campo, prova ad uscire, palla al piede il Favara e ce la fa con Di Bella. Ficarotta supera la linea di centrocampo, entra con il pallone dentro al campo Ficarotta, poi fermato dall'ottima chiusura di Privitera. Arbitro che ha fischiato il primo fallo, quello su Privitera. Era finito giù anche Gueye. Sul cronometro, 1-1 al Tomaselli di Caltanissetta. Neri, Privitera, prova a costruire la Nissa che poi va a lungo per Agudiak. Non c'è fallo secondo l'arbitro. Avevano lamentato un tocco con il braccio i calciatori del Favara. Cross della Nissa, non può arrivare Gueye, prima di lui Bossa, poi Ficarotta in mezzo a due, fermato. E fallo fischiato commesso da Gueye. Nissa fin qui imbattuta in questo campionato, 18 risultati utili consecutivi, ben 17 vittorie ed un solo pareggio in casa del Mazara 46, davvero da record il percorso della formazione di Nicolò Terranova. Pomeriggio di ieri il Castellammare ha dato una spallata alla zona playoff con i 3 punti conquistati contro il Casteldaccia del neotecnico Bernardo, che ha preso il posto di Mineo. 5-0 il finale, mentre lo Sciacca ha espugnato lo stadio dell'Athletic Club Palermo per 1-3. Si riparte dal calcio di punizione per il Favara, 24esimo di partita, 1-1. Retucci, stoppa di petto, Vizzini, Bossa, Ficarotta, ci prova da fuori Ficarotta, la tiene in qualche modo Elesai, ha cercato l'effetto sorpresa, l'ex calciatore del Palermo tra le altre. È stato bravo ad alzare immediatamente lo sguardo dopo aver stoppato il pallone. Non
c'è fallo su Gueye e poi il fallo lo commette Pagano, quindi punizione Favara. Favara che invece ha conquistato 9 vittorie su 9 lontano dal proprio stadio in questo campionato, imbattuta in trasferta, la Nissa invece è imbattuta in generale. Ecco perché anche l'importanza di questa partita. Fin qui, quando siamo al 25esimo, ha tenuto più il controllo del gioco il Favara. Nissa brava a sbloccare l'incontro dopo appena 1:12 di partita. Rimasto giù Gueye e quindi gioco fermo per la seconda volta nel giro di pochi istanti. David Gueye, attaccante franco-senegalese, classe 1997, ex tra le altre di Locri, Rende e Canicattì, con cui ha disputato la scorsa stagione. Si rialza Gueye, lui che ha sbloccato questa partita, poi il pari di Retucci al minuto 19. Restituisce il pallone il Favara alla Nissa con l'applauso della tribuna, davvero strapiena qui al Tomaselli. Agudiak cerca Semenzin, non lo trova con la sua spizzata, quindi rimessa per il Favara con Vizzini. Tempo D'Amico alza la testa e va lungo per Retucci, passa il pallone, commesso fallo secondo l'arbitro. Retucci nel modo di sbracciarsi ha colpito il difensore della Nissa. Retucci che è arrivato di fatto un anno fa a Favara nella sessione di calciomercato invernale. C'è anche il suo nome oggi, la sua firma nel tabellino dei marcatori. Agudiak da un nuovo all'altro prova a passare su Vizzini che è bravo a chiuderlo. Lucarelli, bella giocata da parte del numero 11. Fallo e punizione per il Favara. La parte centrale del primo tempo, ritmi davvero alti, però le squadre stanno capendo come contrattaccare dopo il pari di Retucci. Ficarotta, Vizzini, occhio che dai suoi piedi è nato l'assist per Retucci, prova a riandare dentro il numero 3, stavolta sbaglia però le misure del cross, sarà rinvio dal fondo per la Nissa.
Agudiak, è uscito però il pallone oltre la linea bianca. Neri si appoggia ad Elesai che va a lungo per Gueye. Buon tempo, pensa due volte ad allontanare questo pallone, poi Agudiak in netto fuorigioco, sembrava essere partito invece in posizione regolare Gueye, il 9 però è andato sul pallone, quindi segnalazione giusta da parte del secondo assistente. Il Favara oggi assente Bertella per squalifica, ha rimediato un rosso nel match giocato contro la Don Carlo Misilmeri. Di prima intenzione Lucarelli, Bossà, Ficarotta chiama la sovrapposizione a Di Bella, eccolo servito, ancora il 10 che crossa con il sinistro, l'inserimento di D'Amico che poi mette dentro, attenzione alla soluzione cercata da parte di Lupo che spaventa così il pubblico del Tomaselli. Buon momento per il Favara che continua ad attaccare con Retucci, sbaglia però l'appoggio. Il 9 era stato bravissimo D'Amico a creare superiorità numerica dentro l'area di rigore della Nissa. Poi Lupo non è stato freddissimo davanti a Elesai che almeno alla terza parata decisiva di questa partita, 2 su Retucci, 1 sul Lupo. Eccolo Lupo per Bossà. Buon tempo, si allunga un po' il pallone. Lucarelli con i piedi sulla linea laterale. Lupo, Ficarotta di prima intenzione, lungo però per Retucci. Gueye non si intende con Agudiak, rumoreggia un po' il pubblico del Tomaselli. Un buon momento di forma invece per il Favara che sta attaccando, perde però un brutto pallone Ficarotta, prova a scappare Gueye, rallentato dalla pressione di Bontempo. Serie di finte di Gueye che poi aspetta la sovrapposizione di Esposito. Palla però imprecisa del 10, rimessa con le mani per il Favara quando siamo al 33esimo minuto di partita. Allontanato, anzi no, sembrava essere stato espulso un componente della panchina della Nissa, invece arbitro che è andato a effettuare soltanto un richiamo verbale. Si può ripartire dalla rimessa con Di Bella. Retucci sempre incontro, sempre di testa, poi lamenta un fallo, il 9 si gioca. Barrera decide di mettere il pallone fuori per consentire allo staff medico del Favara di intervenire su Retucci. Barrera che è un classe 1991 ex Agregas, 11 presenze nella Primera Nacional, seconda divisione del calcio argentino con l'Independiente Rivadavia. Difensore esperto
al fianco di Dario Neri, che ha deciso la scorsa partita della Nissa con gol di tacco 0-1 in casa dello Sciacca. Privitera alza la pressione il Favara con D'Amico, sbaglia l'appoggio e quindi Ficarotta, serve D'Amico, ce l'ha sul destro, crossa D'Amico dall'altra parte per Lucarelli che rientra, Lucarelli sulla linea, praticamente il salvataggio poco più avanti rispetto alla linea di porta della Nissa, ma continua a creare il Favara. Bossa, Ficarotta in una zona di campo che teoricamente non è di sua competenza, c'è vicino Lucarelli, servito l'11, poi però non è perfetto nel passaggio di ritorno e quindi ancora Lucarelli. Ficarotta, crossa per Retucci che prova a prendere posizione, chiuso il numero 9. Cercare di mantenere la calma la Nissa per provare ad alzare il proprio baricentro. Esposito, Privitera, cerchio di centrocampo, sventagliata, sbagliata completamente da parte del capitano della Nissa. Nella giornata di ieri ha dichiarato di sperare di farsi applaudire dai suoi tifosi al triplice fischio di questa partita. Ha detto: sappiamo che incontriamo una squadra fortissima, ma noi abbiamo l'appoggio della nostra gente. A Gudiak, prova a sgusciare via, si autolancia Gudiak, buon tempo, un po' in ritardo, riesce a tenere il pallone in campo il 9, ma di fatto lo regala a buon tempo. Semenzin, Privitera, Semenzin, out di destra, può mettere dentro, si ripensa, Privitera, vediamo se cross la Nissa, bucata di Privitera e pallone che finisce oltre la linea di fondo campo. 37esimo, 1-1 tra Nissa e Pro Favara. Si alza un coro per la Nissa per cercare di dare sostegno in questo momento comunque di difficoltà della formazione di Terranova. I biglietti venduti nel settore ospiti del Favara. Questo delicato appuntamento di campionato. Bossa, fra le linee Lucarelli, Ficarotta, solito leitmotiv in casa Favara, prova ad accentrarsi il 10, stavolta però sbaglia l'imbucata. Guadagna una rimessa con le mani la Nissa. Scaletta, Pagano, Neri, prima palla Pagano, Neri va da Scaletta che prova ad accentrarsi, serie di finte del terzino che poi perde però un brutto pallone, glielo strappa Retucci. A campo adesso il Favara, Lucarelli, c'è larghissimo dall'altra parte Ficarotta, Lucarelli preferisce andare da D'Amico, eccolo servito Ficarotta sul mancino, il cross sul primo palo, Retucci cerca di indirizzarla verso la porta avversaria, prima di lui l'intervento da parte del difensore della Nissa e poi fallo commesso da
Ficarotta, che non è troppo d'accordo con il direttore di gara. 7 dall'ora. Ci avviciniamo verso la fine del primo tempo. Circa 5 minuti al duplice fischio dell'arbitro. Bella vuole chiudere in avanti il Favara. Retucci, riesce in qualche modo a guadagnare una rimessa con le mani, guadagna campo quindi il Favara. D'Amico con le mani, vediamo se va lungo, no, corto per Ficarotta che però sbaglia l'appoggio e si alza un campanile, pallone svirgolato e quindi calcio d'angolo per il Favara. Vediamo se mette dentro Ficarotta o se gioca corto per D'Amico. Doppio fischio dell'arbitro per qualche trattenuta di troppo dentro l'area di rigore della Nissa. Si può andare, va Ficarotta sul primo palo, mette fuori la difesa di Terranova, poi D'Amico con una finta passa su Gueye, cross di D'Amico, il colpo di testa, altra occasione per il Favara, però attenzione perché c'è stato uno scontro prima tra due teste e poi anche qualche spintone. Finto giù anche Retucci. Lesai cerca di riportare un po' di calma dentro la sua area di rigore. C'è anche Scuffia in questo momento. Praticamente tutti dentro l'area di rigore della Nissa. Tendiamo di accertarci che sia tutto ok, soprattutto dopo lo scontro aereo. Momento di apprensione qui al Tomaselli. Essenzialmente dopo lo scontro aereo c'è stata anche qualche scaramuccia di troppo, sempre dentro l'area di rigore della Nissa, quando siamo
o meglio stiamo per entrare, di fatto entriamo adesso nell'ultimo minuto del primo tempo. Ci sarà anche un ampio recupero, verosimilmente 2 gol e questa lunga interruzione. Doppio, cartellino giallo estratto dall'arbitro. Moniti Retucci e, se non ho visto male, Dario Neri. Importante che sia tutto ok da un punto di vista fisico e quindi ci gustiamo gli ultimi istanti di questo primo tempo. Era Pietro Marino l'uomo rimasto a terra nel Favara per il colpo alla testa. Lo vediamo lì a bordo campo in attesa di ricevere l'ok per rientrare sul terreno di gioco. Serie di finte da parte di Esposito che finisce giù e guadagna un interessantissimo calcio di punizione. 3 minuti di recupero segnalati dal direttore di gara. 3 minuti di recupero. Andrà Privitera a battere questo calcio piazzato. Va Privitera lungo sul secondo palo, pallone messo di nuovo dentro per Agudiak, la fa sua però Scoffia, che cerca di velocizzare immediatamente la ripartenza dei suoi. Lucarelli corre, c'è Ficarotto largo a destra, Lucarelli prova a servire il numero 10, chiede scusa qui, Lucarelli poteva fare un po' meglio, forse il numero 11 era ripartito bene, il Favara con Scuffia che aveva cercato subito di mettere nelle condizioni il suo compagno di portare palla verso l'area di rigore avversaria. Solito movimento di Ficarotta che parte largo e si accentra. Andrà proprio lui, il numero 10 dalla bandierina. Secondo minuto di recupero. Va Ficarotta, buon tempo, prova a toccarla, poi Lupo cerca di rimetterla in mezzo, esce in qualche modo la Nissa, bravo poi Marino a deviare in fallo laterale. Privitera cambia gioco dalle parti di Gueye, una delle ultime occasioni di questo primo tempo. Gueye si accentra, preferisce poi allargare per Pagano. Esposito, cross Esposito, nulla di fatto. Chiuderà in avanti la Nissa questo primo tempo. 1-1 al Tomaselli. Al gol di Gueye ha risposto Retucci al minuto 19. Tutti in the box della Nissa. È arrivato un fischio, ne arriva un altro. Si va a riposo sul punteggio di 1-1. Voi state connessi sul canale YouTube di Sportisili. A breve il secondo tempo di Nissa contro Favara. 19ª giornata del Girone A di eccellenza siciliana. A tra poco.
visto una buona partita della mia squadra, ho visto un gruppo che ha cercato e ha voluto questa vittoria. Venivamo da una sconfitta la scorsa settimana all'ultimo minuto, in una partita dove eravamo in 10, quindi avevamo lottato fino all'ultima palla, poi l'episodio finale ci ha condannato, quindi oggi i ragazzi sono entrati con una carica maggiore rispetto a tutte le altre partite. Fin dall'inizio abbiamo imposto il nostro gioco, le nostre idee, abbiamo fatto una bella partita. Ho visto un'ottima Academy, ancora paghiamo qualche piccolo errore di inesperienza, oggi soprattutto nel gol di loro, una palla che avevamo per un infortunio allontanata noi fuori, sportivamente gli avversari ce l'hanno ritornata e noi lì abbiamo con il difensore centrale che ha dato la palla dietro al portiere, lì è successo quello che insomma non deve succedere, però purtroppo anche soprattutto in queste categorie ci sono questi errori e l'abbiamo pagato come anche in passato, però poi subito abbiamo ripreso a giocare, abbiamo poi condotto la gara fino alla fine. Ho visto comunque una squadra che poi non si è abbattuta e questo per me è un segnale più che positivo. Adesso un piccolo retroscena, lei ha commentato, ha fatto un'ottima disamina sul primo gol subito, io ero sopra la sua postazione e appena il giocatore ha passato la palla indietro lei ha detto perché darla dietro, un po' si aspettava quest'errore e quindi un gol subito, l'avete già magari preparato in settimana? No, cosa? No, questa è un'esperienza perché ripeto, abbiamo dato la palla, abbiamo messo fuori la palla perché l'avversario era a terra, la squadra avversaria ci ha ridato la palla, in quel momento il centrale non viene attaccato perché ci hanno restituito la palla, quindi poteva fare con la palla quello che voleva, poteva giocare avanti sul terzino, ha fatto la scelta secondo me sbagliata, perché lì ci siamo complicati la vita noi e quindi poi è nato il gol di loro. E questo è proprio quello che non mi è piaciuto, è l'inesperienza. E noi dopo tutte queste partite dove siamo cresciuti, devo dire rispetto a prima, ancora paghiamo questi episodi e su questo ci stiamo lavorando. Oggi minuti in campo per Giuseppe Guzzo, come giudica la sua prestazione? Giuseppe è un ragazzo che è arrivato a dicembre, si è unito con noi nel gruppo, è un ragazzo che quest'anno è venuto per darci una mano, è un ragazzo che ha delle qualità, pian piano sta entrando nelle nostre idee ed è un ragazzo che sicuramente di qua alla fine del campionato darà il suo supporto. Diamo uno sguardo invece alla prossima partita, match contro il Villabate, un campo complicato, anche passare forse dal sintetico meraviglioso del calcio Sicilia al campo in terra battuta. Le chiedo come la preparerà e se questo influenzerà effettivamente la sua preparazione. Ma guarda, credo che la partita più bella in assoluto di questo gruppo l'abbiamo fatta in un campo in terra battuta a Ciaculli, quindi questo non penso. Siamo abituati ormai a giocare su tutti i campi, questo non mi preoccupa, la prepareremo come tutte le altre, incontreremo sicuramente una squadra che viene da una vittoria, quindi che cercherà di fare il risultato per risalire, ma noi in questo momento non ci possiamo più fermare. Il nostro obiettivo, come ho detto fin da subito, è mantenere la categoria, mantenere l'elite che abbiamo conquistato meritatamente l'anno scorso, manca secondo me poco a conquistarla e quindi in questo momento possiamo anche pensare, perché no, a cercare di riuscire a prendere un posto nei playoff, e se vogliamo, ho detto ai ragazzi, se ci vogliamo togliere questa altra soddisfazione, oltre a quello di mantenere la categoria, dobbiamo ormai vincere in tutti i campi. Devo dire che noi sicuramente ci manca qualche punto
dell'andata, però ti posso dire che i ragazzi si sono fatti valere in tutti i campi, abbiamo perso partite soltanto di misura. Una partita dove abbiamo sofferto nel primo tempo, abbiamo sofferto parecchio perché siamo partiti male, abbiamo trovato delle difficoltà a contrastare soprattutto negli ultimi 20 metri, 30 metri gli avversari con i loro inserimenti, e i nostri avversari hanno fatto delle buone trame di gioco, si sono presentati diverse volte pericolosi nella nostra area. In un modo o nell'altro siamo riusciti sempre a salvarci, però il nostro merito è quello che a fine primo tempo abbiamo un po' riordinato le idee, abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico in campo, ma soprattutto i ragazzi si sono ripresi, perché in effetti abbiamo fatto un primo tempo sottotono, non trascurando la forza dell'avversario e anche il buon gioco dell'avversario, quindi alla fine nel secondo tempo potevamo fare qualcosa in più noi, cioè potevamo trovare il gol noi, ma alla fine è finita 0-0. Ognuno gioca per se stesso. Noi abbiamo fatto queste 3 partite del ritorno facendo 2 punti fuori casa, sicuramente su 2 campi molto difficili, e perdendo in casa una partita domenica scorsa che proprio non si meritava di perdere, però abbiamo fatto 3 partite. Io sono qui da prima di Natale, stiamo cercando con la squadra di giocare in un certo modo, abbiamo cambiato un po' di cose, la rosa è stata modificata rispetto al girone di andata, quindi mancano ancora 12 partite alla fine, quindi penso che ora potremmo anche cominciare a trovare dei punteggi pieni, e quindi abbiamo tutto il tempo per riprendere o mantenere la nostra posizione. È chiaro che un giocatore come Giardina la sua mancanza si sente sempre, perché è un giocatore, oltre ad essere il capitano, quindi è un leader in campo, un leader carismatico dove tutti i compagni si ritrovano, e quindi ne abbiamo sicuramente risentito, ma sono comunque soddisfatto di come abbiamo interpretato la gara con chi l'ha sostituito e comunque con tutti i giocatori. Ripeto, un primo tempo difficile e un secondo tempo dove siamo nettamente migliorati. È un ragazzo del 2006, ha debuttato e direi che ha debuttato molto bene, quindi spero per lui che rimanga coi piedi per terra e che continui su questa strada, perché io l'avevo visto in allenamento, ho visto che poteva giocare e oggi ha giocato. Noi come mentalità, come modo di impostare le partite le impostiamo sempre per i 3 punti. Domenica giochiamo in casa ed è chiaro che lavoreremo in settimana per arrivare finalmente alla vittoria, che sarebbe la prima del girone di ritorno. Primo tempo il Geraci non ha finalizzato molte occasioni, per fortuna nostra, e poi secondo tempo abbiamo cercato un po' di alzare il livello del gioco, del ritmo, del palleggio, e abbiamo cambiato anche sistema di gioco. Diciamo che abbiamo fatto un bel secondo tempo, però peccato che anche noi le occasioni che abbiamo avute non abbiamo finalizzato, e tutto sommato il pareggio penso sia giusto. Oggi è stata una partita dura, tutti gli avversari, sia una volta, altre volte, tutti avversari duri. Il Geraci è una bella squadra, per tutti sarà difficile qui venire a prendere punti, secondo me. Abbiamo un bel gioco, grandi occasioni, e poi manchiamo sulle finalizzazioni, quindi penso che manchi solo quello. Faremo di tutto per cercare di prendere i 3 punti che mancano già, iniziato il girone di ritorno da sempre, perché abbiamo fatto 2 pareggi e una sconfitta, quindi cerchiamo di vincere a tutti i costi, siamo in casa, il pubblico che ci sostiene, e speriamo di farcela. No, Mattia è un bravo ragazzo, un bel giocatore pure, può fare strada, ancora è giovane poi.
Ed eccoci di nuovo in diretta dallo stadio Tomaselli di Caltanissetta per il secondo tempo di Nissa Pro Favara, 19ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Si è chiusa sull'1-1 la prima frazione di gioco. Alla rete iniziale di Gueye ha risposto Retucci al minuto 19. Adesso faremo un recap delle due formazioni scese in campo. Intanto arbitro che dà l'avvio al secondo tempo di Nissa Favara, Nissa che è in campo con Elesai tra i pali, Rossi, Neri, Barrera e Scaletta in difesa. Mezzo al campo Privitera, Esposito e Pagano, poi lì davanti Agudiak, Gueye e non Semenzin, bensì da loro. C'è stata una variazione nell'11 di Terranova proprio a ridosso del calcio di inizio, variazione di fatto comunicata soltanto a fine primo tempo. Risponde il Favara di Catalano con un 4-3-3. Scuffia in porta Di Bella, Marino, Bontempo e Vizzini a comporre il quartetto difensivo. Bossa, il play capitano con la maglia numero 4 e poi Lupo e D'Amico ai suoi fianchi. Lì davanti il tridente composto da Lucarelli, Retucci e Ficarotta. Buon primo tempo per il Favara, che dopo l'iniziale sberla del vantaggio firmato dalla Nissa dopo appena 2 minuti di gioco ha rialzato la testa, ha prodotto diverse occasioni da gol, Retucci su tutti tra i più pericolosi, e poi infatti il numero 9 ha fatto male ad Elesai dopo l'assist di Vizzini. Ci prova il Favara. D'Amico si mette davanti con il corpo, lo scambio con Lucarelli dentro l'area di rigore, sul mancino ce l'ha Lucarelli, la mette forte dentro, poi arriva D'Amico, botta murata, parte fortissimo il Favara, ha poi fischiato fallo in attacco l'arbitro. Bravo Lucarelli a mettere questa palla dentro forte per cercare di trovare una deviazione. Bravo poi anche D'Amico a crederci dopo il rimpallo, è rimasto giù il numero 7 del Favara dopo il contrasto. Subito squillo comunque per la formazione di mister Catalano. Favara che reduce da 6 vittorie consecutive. Nella scorsa giornata la vittoria contro il Missil Meri per 1-0 grazie alla rete di Noto. Terranova manda a scaldare Semenzin. Pensa dunque già a un'ipotetica soluzione. Il tecnico ex Agregas con cui ha vinto lo scorso campionato di eccellenza e adesso è in testa con la Nissa a +6 dal Favara prima di questa partita. D'Amico si apre, Ficarotta cercato, qualche fischio per il numero 10, lo scambia con D'Amico. Bossa, la pressione di Agudiak, auto di destra, Lucarelli punta l'area di rigore avversaria, poi cerca di cambiare gioco, arriva Ficarotta, puntuale, l'ex attaccante del Palermo, prova a guadagnare, calcio d'angolo, guadagna comunque una rimessa con le mani. Scambiano ancora il 10 e il 7, Ficarotta e D'Amico, poi cerca di trovare lo spazio Ficarotta,
mette dentro, pallone deviato e calcio d'angolo, il primo di questo secondo tempo per il Favara, guadagnato da Luca Ficarotta. A mettere dentro questa palla Ficarotta, classe 90, e cross adesso lo fa sul secondo palo completamente libero. Marino ha staccato, non trovando però la giusta precisione per mettere in difficoltà Elisai. Lupo, tamponato da dietro, Di Bella, Retucci ripulisce il pallone per Lucarelli, poi perde qualche attimo di troppo il numero 11, Ficarotta, cross a deviazione, la palla rimane buona per Lucarelli che poi non arriva. 3.500 circa i tifosi presenti qui al Tomaselli di Caltanissetta, una bella risposta di pubblico sia da parte dei tifosi di casa che di quelli ospiti, ben 450 i biglietti venduti per il settore dedicato ai tifosi del Favara. Marino, D'Amico, sbaglia qui l'assistenza, il numero 7 si alza l'applauso della tribuna per la Nissa per cercare di spingere la formazione di Terranova. Non è preciso da loro, strappa il pallone Vizzini che guadagna anche rimessa con le mani. Ficarotta con il tacco per Lucarelli e poi finisce giù, non c'è fallo. D'Amico, Ficarotta ha toccato tantissimi palloni, esterno d'attacco di Catalano nei pressi della bandierina, prova a passare Ficarotta con una giocata, chiuso e poi ancora calcio d'angolo. Bandierina, sempre Ficarotta. 3 uomini sul secondo palo, Bontempo, Retucci e Vizzini per il Favara. Va Ficarotta, facile per Elisai. Diretta trasmessa sul canale YouTube di Sportisili, organizzata dalla Pro Favara, coordinamento giornalistico di Giuseppe Piscopo. Si ringrazia la società Nissa, il presidente Luca Giovannone e l'addetto stampa Alessandro Silverio. Ci prova la Nissa. Al nono del secondo tempo, Privitera dentro con le mani, ancora il numero 4 basso, il suo traversone. Ficarotta prova a prendere posizione, riesce molto bene, ne ha 3 addosso il numero 10, inevitabile il fischio del direttore di gara, calcio di punizione per il Favara. D'Amico, Vizzini, D'Amico, Bossa, Vizzini, è suo l'assist per Retucci in occasione del gol del pareggio del Favara. Un po' impreciso poi D'Amico, Lucarelli, la
particolarità di questa squadra, i due esterni giocano spesso vicini, Lucarelli e Ficarotta, in questo momento entrambi presenti sull'out di sinistra. Gueye con la suola prova a passare, poi finisce giù, fallo fischiato dall'arbitro, calcio di punizione per la Nissa. All'andata finì 2-3 per la Nissa sul campo del Favara. Fin qui è 1-1 al Tomaselli. Accendere la partita il pubblico di Caltanissetta. Bossa, Privitera, cambia fronte per Gueye, Vizzini bravo in anticipo e poi guadagna anche calcio di punizione Mario Vizzini, classe 2004, il terzino del Favara. Andrà a battere Bontempo, anzi no, Bontempo lascia a Scuffia che è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha difeso la porta del Canicattì in Serie D nella prima parte di stagione e poi l'approdo qui al Pro Favara per inseguire il sogno Serie D sul campo. Sempre Privitera a battere le rimesse con le mani, ce l'ha molto lunga. Lucarelli lascia a Retucci, poi bravo Dall'Oro a recuperare, prova a distendersi la Nissa, c'è Di Bella, out di sinistra, il numero 2 tocca quanto basta per fermare l'azione di Esposito. Se aveva provato l'11 della Nissa, è stato bravo Di Bella a regolare il suo intervento secondo il giudizio del direttore di gara. Non era particolarmente d'accordo invece Esposito, che è finito giù dopo il contrasto con Di Bella. Bontempo, Bossa, bagnato addosso il capitano del Favara che si prende un rischio immenso e perde un brutto pallone. Possibilità per la Nissa con Previtera, Gueye steso, Gueye poi va a reagire contro D'Amico. E questo non c'entra nulla nel calcio giocato, con lo spettacolo che stanno dando i tifosi dell'una e dell'altra squadra sugli spalti del Tomaselli. Qualche scaramuccia, niente di che, quindi si ripartirà dal calcio piazzato per la Nissa. Privitera che ha giocato contro lo Sciacca, non era al meglio il capitano della Nissa, che però non si è tirato indietro nel momento in cui era necessario stringere i denti. C'è movimento dove i calciatori si riscaldano, vediamo se Terranova opterà per un cambio. Non sfrutta la punizione della Nissa. D'Amico, Retucci perde palla, poi Bossa si mette davanti con il corpo e guadagna calcio di punizione. Marino,
Bossa, lungolinea, cambio di fronte per Ficarotta, stop impeccabile del 10, Vizzini, finta di Vizzini, si accentra, ancora il numero 3, Lucarelli, Di Bella, alza la testa, sguarda al centro, cross di Di Bella, abbastanza telefonato per la difesa della Nissa. Gudiak per Gueye, male qui il numero 9, sta per entrare Semenzin, Terranova prova così a cambiare la partita e il pubblico cerca subito di caricare Semenzin, esce con la maglia numero 10 Gueye, autore del primo gol che ha sbloccato questa partita, al suo posto con la maglia numero 17 Semenzin. La prima mossa dunque di Nicolò Terranova per cambiare l'inerzia della gara. Buon tempo, Marino, porta palla, alza la testa, Retucci, corre a Gudiak, fermato da Marino che poi fa carambolare il pallone addosso al numero 9 della Nissa. Buon tempo, cerca di uscire con la palla fra i piedi il Favara. Bossa, Lupo, buon tempo, D'Amico, diciottesimo del secondo tempo, sempre 1-1 tra le due formazioni, 6 i punti di distacco in classifica. È chiaro che il Favara avrebbe bisogno di una vittoria per cercare di riaprire il campionato. E quindi ci prova la formazione di Catalano con Lucarelli. Cercato Ficarotta, limite dell'area, inventa Ficarotta per D'Amico, cross di D'Amico sul primo palo, non può arrivare Retucci, non si è inteso con D'Amico il numero 9, ma che qualità di Ficarotta nel precedente assist, bravo il numero 10 a vedere il movimento di D'Amico, prepara anche qualche cambio il Favara, trattasi di Caternicchia. E dunque vediamo come ridisegna la sua formazione Gaetano Catalano. Retucci, pressione di Semenzin, gli strappa il pallone la Nissa, Privitera, chiama palla Gudiak, servito il 9 che la tocca e va vicinissimo al gol del sorpasso la Nissa con Agudiak, bravo in torsione a spaventare Scuffia, non trova lo specchio, ma davvero per questione di poco. E dunque dentro Filippo Caternicchia, classe 99.
Fuori dunque D'Amico e dentro Caternicchia. Non cambia nulla da un punto di vista tattico, cambia di fatto la mezzala Catalano. Ha invertito gli esterni il tecnico del Pro Favara. Adesso a sinistra c'è Lucarelli, dall'altra parte Ficarotta, la mossa per cercare di sorprendere la difesa della Nissa. La Pro Favara ha sostituito il numero 7 Francesco D'Amico con il numero 14 Filippo Caternicchia. Buon tempo, chiama palla, indirizza il passaggio con la mano. Marino, Ficarotta, buon tempo, c'è Lucarelli aperto, buon tempo va da Vizzini, eccolo l'11 che gioca a corto, Vizzini corre, fermato il numero 3, il pallone è uscito, secondo l'arbitro sarà rinvio dal fondo per Elesai. Bel pomeriggio di sport a Caltanissetta tra due formazioni forti che stanno in testa al girone A di eccellenza. In settimana anche l'incontro tra le due dirigenze che hanno detto di auspicare un tifo sano per questa partita di categoria superiore. Fin qui il tifo si sta dimostrando all'altezza di questa partita. Fallo commesso da Di Bella, se n'era andato Esposito. Privitera cerca l'effetto sorpresa. Pressing accennato di Caternicchia, pallone brutto, ci arriva per poco Lucarelli. Traversone poi troppo corto sul primo palo. La rimette dentro Pagano, allontana il Pro Favara. Privitera, sguarda al centro. Semenzin, calcio d'angolo per la Nissa. Privitera ha visto il taglio di Semenzin che è partito largo, si è accentrato per colpire il pallone verso la porta di Scoffia. La deviazione, dunque calcio d'angolo, andrà sempre Privitera. 23esimo del secondo tempo. Aspetta il momento giusto, Privitera che crossa adesso, palla che rimane lì, si coordina in qualche modo Neri, allontana la difesa del Favara. Dopo un buon inizio la squadra di Catalano in questo secondo tempo ha un po' arretrato, due già le occasioni nitide per la Nissa di Terranova. Lupo, pressing falloso di Semenzin, si gioca per il vantaggio. Buon tempo, Vizzini, Lucarelli, tamponato da dietro. Rimessa con le mani Lucarelli. Retucci cerca l'affondo, fermato Semenzin, nello stretto si gioca, Privitera finisce giù, calcio di punizione per la Nissa.
Nissa che in questo campionato è andata in gol con 11 giocatori diversi, primato in tal senso come la Nissa ha fatto soltanto il Castelbuono, 9 invece i calciatori del Favara che sono andati a segno in questo torneo. Di fatto Gueye ha agganciato a quota 8 Gudiak in testa la classifica marcatori della Nissa. Calcio di punizione per il Favara, 26esimo del secondo tempo, stiamo per entrare nella fase clou della partita. O forse ci siamo già dentro, va Ficarotta con il mancino, punizione battuta, il colpo di testa di Marino, che va distante dallo specchio difeso da Elesai. Neri, Elesai, sbaglia qui il rilancio, l'estremo difensore della Nissa. Ficarotta esce dal traffico, Bossa, apertura per Lucarelli che con un tocco prova a scappare, fermato il numero 11, poi palla profonda per Semenzin, buon tempo, non va da particolari stili e mette forte in fallo laterale. Privitera, forte, dentro l'area di rigore, Mucchio prova a risolverla in qualche modo, Barrera che ha però svirgolato con il suo tentativo il pallone. Un altro cambio per la Nissa. Fuori dunque da loro con la maglia numero 7 dentro Cittadini, arrivato in questa sessione di calciomercato invernale, fantasista argentino proveniente dal Matera. Retucci lamenta un colpo al suo viso, finisce giù, fischio dell'arbitro. E calcio di punizione per il Favara che prepara un altro cambio. C'è Balistreri che sta per entrare nel terreno di gioco. Anche Balistreri, colpo di calciomercato invernale del Favara, così come Cittadini nella Nissa. Passano in vantaggio con il gol numero 9 in campionato di Lucarelli. La festa sotto il settore ospiti del Favara. Adesso ci sono 15 minuti da giocare, da vivere
intensamente per questo finale che può riaprire il girone A di eccellenza siciliana. Bravo Lucarelli a spingere in rete e a firmare l'1-2. E quindi cambi nella Nissa. Vediamo se entra lo stesso Balistreri, anche se non credo nel Favara. Dario Neri, dentro Bieto nella Nissa e poi in campo anche Pedicone. Cambia il piano tattico di questa partita. Cerca di inserire forza fresca e velocità Terranova per questi ultimi 15 di partita, con il Favara che è in vantaggio, con la Nissa che deve cercare di riprendere questa partita. Fanno festa i tifosi del Favara presenti nel settore ospiti, ma c'è ancora tanto da giocare. Cerca di metterla dentro Alessio Rossi, chiuso, quindi Privitera andrà dentro l'area di rigore con la sua rimessa. Lontana la difesa del Favara. Adesso Nissa che attacca, Favara che difende, pressing di Caternicchia. Di sinistra per la uscire Di Bella che la tocca, il pallone rimane lì, cerca di pulirlo a Gudiak, poi c'è anche Semenzin nei pressi del pallone, deviazione e quindi calcio d'angolo per la Nissa, spinta dal pubblico di casa in questo finale rovente di partita. Privitera dalla bandierina. Sul secondo palo Scuffia ci mette due mani. Tutta in piedi, la panchina del Favara per seguire questo finale di gara. Privitera. Semenzin la mette dentro con il destro, troppo lungo il traversone di Semenzin. 34 nel secondo tempo, mentre prepara un'altra sostituzione il Favara. Cambio anche per spezzare il ritmo della Nissa, entra Noto, difensore con la maglia numero 15, che ha deciso la scorsa giornata di campionato. Suo il gol nella vittoria contro la Toncarno Misilmeri. Essere uscito Lucarelli, quindi dentro un difensore per un attaccante, per
questo finale di partita. Adesso gioca a 2 là davanti il Favara con Ficarotta e Retucci. Eccolo il numero 10 in una gabbia di maglie bianche. Buon tempo, protegge l'uscita di Scuffia. 10 minuti da giocare, 1-2 al Tomaselli di Caltanissetta. Retucci la tocca, di fatto però passando il pallone ad Elesai. Sta decidendo Lucarelli fin qui con il suo gol alla mezz'ora del secondo tempo. Privitera, lungo per Semenzin, l'aggancio del 17, ci prova con qualità, palla messa dentro, poi arriva Pagano che cerca luce per calciare. Privitera, accerchiata l'area di rigore delle Favara, la botta da fuori, non lascia di certo contenti i tifosi. C'erano tante maglie dentro l'area di rigore del Favara, avrebbe potuto mettere dentro questo pallone e quindi con tutta la calma del mondo Scuffia. Retucci con il petto ripulisce, Ficarotta cerca di sgusciare via, viene steso, calcio di punizione, secondi che passano con il Favara che tiene il pallone lontano dalla sua area di rigore. Retucci, zona bandierina, 38 sul cronometro, palla che carambola addosso ai piedi di un difensore della Nissa, rimessa con le mani per il Favara. Favara che affronterà l'Athletic Club Palermo nella prossima giornata di campionato, mentre la Nissa sarà ospite del Geraci. L'umore con il quale le squadre arriveranno a questo appuntamento sarà chiaramente definito dal finale di questa partita. Nissa che era già dall'altra parte, ma il gioco non è mai ripreso. Arbitro che stava discutendo con Retucci. Adesso sì che entra in campo Pietro Balistreri per questo finale di partita. Stava per entrare proprio quando la Favara ha trovato il gol dell'1-2. Fuori Ficarotta, poi fa anche qualche gesto alla tribuna. Al suo posto dunque Balistreri, arrivato in questa sessione di calciomercato invernale, attaccante centrale proveniente dall'Unitas Sciacca, le esperienze con Aduncarno Misilmeri e la San Cataldese, attaccante esperto per questo finale di partita messo dentro da Catalano. Viene ammonito, buon tempo per aver allontanato il pallone. Prepara un altro cambio invece Terranova, ultime energie per questo finale di gara, dovrebbe essere Galfano, vediamo al posto di chi. Esce Rossi, dentro Galfano. La Nissa sostituisce il numero 2 Alessio Rossi, entra con il numero 19 Lorenzo Galfano. Le ultime energie Privitera, non riesce però a tenere in campo questo pallone. 5 minuti circa più recupero
con il Favara avanti sul campo della Nissa. Prima contro seconda del girone A di eccellenza. Ci si gioca tanto, tantissimo al Tomaselli. Privitera. Lontana. Buon tempo. Chiama palla a Cittadini. Privitera invece preferisce metterla dentro. Palla che naviga dentro l'area di rigore, in qualche modo ci prova la Nissa, Scuffia, la tiene lì. Va lungo, più lungo che può, l'estremo difensore del Favara a cercare Balistreri. Poi Bossa, forte, non allontana, Di Bella, la alza. Ci sono Balistreri e Retucci lì davanti nel Favara. Caternicchia alza il pressing e recupera un pallone interessante. Occhio a Caternicchia che entra dentro l'area di rigore. C'è Retucci, Caternicchia incrocia senza però trovare nessun compagno dentro l'area di rigore. Possibilità dunque in contropiede per il Favara per il colpo del KO. Nissa che ha ancora tempo per cercare di rientrare in partita. Siamo al 42 del secondo tempo, mancano 3 minuti più recupero. Con le ultime energie, con le ultime forze, Galfano sul mancino, prova a saltarne due, poi si appoggia. Da una parte all'altra del campo, cross di prima intenzione a cercare la testa di Agudiak, che però non può arrivare e quindi rinvio dal fondo per la Pro Favara, secondi preziosi che passano e che avvicinano la squadra di Catalano ad un risultato che sarebbe di fondamentale importanza per vivere poi le ultime 11 partite di campionato con le due squadre davvero in una manciata di punti. Ancora Nissa però, cross per Agudiak, allontana la difesa del Favara. Privitera ci pensa un po' troppo a questo traversone, Scuffia ci mette un pugno, le proteste del pubblico per il contatto dentro l'area di rigore. Si può giocare. Altro traversone sul secondo palo, scivola giù Galfano, non c'è assolutamente nulla e quindi altro rinvio dal fondo per Scuffia. 1:30 circa allo scadere, stiamo per entrare nell'ultimo minuto di partita. Andrà lungo l'estremo difensore del Favara. Retucci la tiene, bravo il 9 a far salire i suoi compagni. Caternicchia recupera un altro pallone e prova ad andarsene in velocità, fermato. Ancora Caternicchia, altro tackle, l'altra palla tra i suoi piedi, spendibile per il Favara. C'è Privitera su di lui, vuole la bandierina. Caternicchia viene però chiuso, regala l'ultimo possesso di questo secondo tempo alla Nissa, prima chiaramente della segnalazione del recupero. Semenzin si appoggia, Bossa la tiene, Balistreri, Vizzini. Balistreri allunga la gamba e recupera, quindi Lupo prova ad entrare dentro l'area di rigore. Lupo ce l'ha sul destro e calcia, brivido per la Nissa.
al minuto 90 di partita. 5 minuti di recupero, 5 minuti per le speranze della Nissa, 5 minuti per la voglia del Favara di portare a casa una partita che riaprirebbe la storia del campionato. Cross dentro per Galfano, Semenzin ci riprova la Nissa, Gudiak non riesce ad impattare verso la porta di Scuffia e quindi Lupo va dalle parti di Elesai. Alza la testa, dice ai suoi compagni di andare dentro per una delle ultime opportunità, ma sbaglia malamente la dose del passaggio. Retucci cerca di prendere posizione. Galfano, porta palla, Galfano ha spazio, Galfano sul mancino, ancora si appoggia, il tiro, anzi no, è un cross più che un tiro, ma comunque ben distante dalla porta di Scuffia. Se l'è costruita la palla la Nissa per riprendere il Favara nel punteggio e crampi dunque per un difensore del Favara. Trattasi di Marino che si rialza adesso. Volato via il primo dei 5 minuti di recupero. Siamo già dentro il secondo minuto, quindi Retucci. Adesso è molto scoperto la Nissa, può far male in contropiede il Favara. Retucci però va direzione bandierina, finisce giù, l'ultimo tocco è il suo, non c'è fallo e quindi possesso Nissa. Privitera va a lungo, Vizzini con tutta la calma del mondo la mette giù, Bossa, serve Vizzini, Privitera corre ancora, il capitano della Nissa, Vizzini però sembra averne di più e quindi sguscia via con una bella giocata, c'è Balistrelli dentro, Retucci sul secondo palo, Vizzini cerca la soluzione personale, la parata di Elesai che tiene a galla la Nissa, subito lungo, buon tempo, allontana ma non troppo, il pallone rimane giocabile per la Nissa. Galfano, fallo commesso da Bossa e calcio di punizione per la Nissa che può portare dentro i suoi giocatori per cercare di pareggiare questa partita. Rimane praticamente solo Elesai nella metà campo della Nissa. I fischi del settore ospiti, uno in barriera per Scuffia. A 2 minuti dallo scadere, calcio di punizione, fischia l'arbitro, va a Privitera, forte a cercare una deviazione e poi ultimo tocco di Galfano che regala il rinvio dal fondo a Scuffia con buon tempo che cerca di incitare la sua tifoseria per questi ultimi istanti di partita, 1 minuto e 15 alla fine. Qualche screzio nei pressi del cerchio di centrocampo. Si può giocare 1 minuto alla fine. Privitera, Barrera, prova ad arrivarci Esposito, prima di lui Bossa che poi finisce giù, non c'è fallo, allontana la difesa del Favara, non abbastanza. Privitera, Barrera, pallone aperto, out di sinistra. C'è ancora una possibilità, dovrebbe essere l'ultima della partita, contatto dentro l'area di rigore, è finito giù Esposito, l'arbitro era lì vicino e ha deciso di non assegnare il calcio di rigore. Brivido per la Pro Favara. Se l'è costruita
l'ultima palla verosimilmente di questa partita, la Nissa. Siamo al 50, scadono adesso i 5 di recupero con questo rilancio di Scuffia. Finisce giù Balistreri, sguarda il cronometro, triplice fischio, il Favara batte in trasferta 1-2 la capolista Nissa. Finisce così, finisce 1-2, finisce con la festa dei giocatori di Catalano sotto il settore dedicato ai tifosi ospiti. Il Favara vola a -3 punti in classifica dalla Nissa, trova la 7ª vittoria consecutiva e riapre così il girone A di eccellenza siciliana. L'applauso comunque della tribuna per la Nissa di mister Terranova, che rimane comunque in vantaggio di 3 lunghezze rispetto al Favara. Ad aprire le danze al secondo minuto il gol di Gueye, poi Retucci al 19esimo ha trovato il gol del pareggio. Nel secondo tempo Lucarelli alla mezz'ora ha fissato il punteggio sull'1-2. Nissa che sarà ospite del Geraci nel prossimo turno di campionato. Favara che invece ospiterà l'Athletic Club Palermo a 11 giornate dalla fine. Nissa 52 punti, Favara 49 a -3 per vivere un finale da protagonista e inseguire il sogno Serie D. Da Niccolò Ciluff è davvero tutto, un ringraziamento per averci seguito sul canale YouTube di Sportissimi. Grazie ancora e alla prossima.